bisogno. Quindi sera tutti, usniot, le volte passate, se usniot aveva in Chimò, c'è il modo di vivere, il modo di pensare dei furlans. E a voi presentaus un disegno poeta che pensò cultura, che dalla cultura dallo staria, venduto la cultura di Zorù, che quindi era che dal passato, venduto che di Pasolini, che era che disegno intellettuale, e Usgnotto vuoi presentare la visione dal mondo che ha dallo staria. Dallo staria è di un autore che si chiama Velin, no? Quindi già lì avevi il nome veramente no? Che dice già di per sé qui calè e c'è intenzione scalare, perché la poesia in Friuli nasce proprio anche dall'ambiente dello staria. La staria è la che si chiattisi, la che si pianta, la che si giulie, la che si beve, e anche la che si compone poesie. No? Sai già citare la famosa poesia che è dai Piombi, no? Che è un capolavoro ma fatto con tutta lo staria. Allora Velin si presente e al dis che si è appunto fatto l'idea di diventare poeta proprio quando che ha scominciato a girare per l'osterie e a dare all'osterie anche la sua versione, no? La sua versione diciamo che ha detto il mondo. E siccome ha detto il mondo in tutte le maniere non può lisere, diciamo così, allora vedi c'è che proprio Velin al pense dai furlans. E allora andiamo a dare una lettura di queste sua visione dal Friuli che ha una visione particolare, non è particolare perché lui di mistero non è che fa il poeta, come tanti pensi di farlo, ma fa addirittura il parrucchier, ma non il parrucchiere di Uè, che metta questi i chiavetti dalla persona, ma che fa da parrucche. E allora dice il suo ritratto. Nativ di San Denel, figli di Memari e di Savi Siortite e mio compari, do soi picciu ne grande, ma soi biele galant. Scusate un momento che un casotto qui. Ecco, ma soi biele galant. Che non si collega allora, torno da capo. Allora, sono nativo di San Denel, figli di Memari e di Savi Siortite, il mio compari. Non sono picciu né grande, ma sono biel e galant. Di statura ordinarie, per stampare panarie. La panaria è la che si metteva la farina, il pan, no? E quindi era ogni chiesa era queste panarie, no? Chiavei neris, front quadrat, voi di furbo naspicciat. Orelle picciole e barbe nere, bocche di for, ridinti in cere. Lumpi gambis, sud di panze, bieli spallis abbastanze, il vestito, già tutto san, voi pulit quasi tutti l'anno. Ai bregons o clars o neris, senza mai per da miseris. Ma chi spes da redingote, battagliet mi plas la crotte. Chiaramente. Allora era anche un po' volgare, no? Cioè la redingote era un modo vestito, ma il servizio tant'è che lui si vestiva in quel modo lì per poter dopo farine appunto col volgare. Schiarpe di raso, paracunculus,
petenadure alla Brutus, con baguline di canne d'Indie, la bagulina era il bastone di canne d'Indie, di bambù, fatta venire fuori dalle Indie e chiappiel neri che già si intrat, con la tribute volontarin, busa l'unghiute sentimental che si è ritratto al naturale. Quindi, ecco, lui si fa questo ritratto da che almeno tutte le sue caratteristiche e che è un ritratto che altri magari abbiano di lui. Perché che non solo lui si chiale da spiedi o pensa di se stesso, ma anche al tradurre c'è che dall'osteria pensa di lui che abbiano di lui. Ma un poeta non può essere su queste piane, aspegnesi sulla luna. Allora, al dis, una sera via San Vietignò, ne ben indormidì, ne ben dismò, fantasticando sugli chiossi smes, di alzati pes e da bon petai un stias, codiato giuri di là in fracasso. Ma dopo, che chialai fortune, mi pareva di sé dal monte lume, clamar da giovane che il vecchione, fa fare reciproche con me la relazione, che come lui, dal su e io, oppure anche io montare lassù. Quindi là sulla luna erano dalla ambizioni una volta, no? Anche Dumas aveva scritto un romanzo proprio per lì dal Boccen, no? Dalla Terra alla Luna, dopo si ingrassa anche sulla Luna. Così fu glans, io con che spianiec, us metterai al clar di chiarto chezz. Intanto, in printi, si dirai, tu c'è che dia il calorimpo chiatarai. Ma prima di scominciare, pensi un momento, che seduto al poressi e si contenti, un monte di che schiossi scherviò in tante frontali che non li scorri. Cioè il poeta non ha dome di contare, ma la di sapere anche contare cercano crudis, cercano le crudibili. E queste caratteristiche un po' avvengono anche di tutte le letterature. Se no pensi alla letteratura italiana, per esempio, no? Che fanno i poemi dal 600, dal 700, a cercare di contare anche cercano le vere, ma va sempre, perché che le sense di poetica, le sense di partecipazione dell'impossibile, come un'aspirazione a diventare differenti. C'è differenze, le un cittadino, alla in chiesa la governante, guarda di un voli e brutta al quale, ma lui la tempe volentieri, fasinsi di svecce di guir. Allora, c'è vuole dire, lui descrive queste Camille Massari, queste governante, e anche se brutta, la tempi stessi in chiesa, no? E quindi, assà questo poeta, assà ceruve, assà che pur col al pubblico, lui dice che lui alle quintri i rufians di paese, che trattando di saziare il gutidor, fa impiar di addiviarsi il suo onore, lens di bon tempo e di morbin, che stanno sempre da un al cittadino. Il poeta all'aspire a vivere in città, anche se è un poeta di ostarie, ma è proprio che si un intellettuale, al pensa di far sì che in città non si lavori, ma si vive in nome di poesie. Ma in realtà dopo non è così. E allora c'è fa il poeta. Il poeta va a Viodi, a Tor, c'è che sono i motivi che lo può ispirare. E allora al chiale il contadino, al chiale il cittadino, al chiale che sono in qualche modo espressione dal popolo, espressione di che è il popolo sull'anno. E allora alla fine c'è il disio. Al dis che o varesti faviodi, o chiar poete, che mi crudi, perché senza nessuno che mi frega la panza, come un uomo pieno di creanze, io tutti all'ingrassi e mi congedi. Cioè la libertà anche
poeta di non farsi gioia dalla laude, dal modo di essi laudare all'interno di che è anche l'ambiente all'osteria, in modo che non montassi il chiaro. E allora lui al descrive anche i personaggi dall'osteria. Per esempio, al descrive un parole di Boncourt. Questo è questo parole di Boncourt. Allora, al diot, dal cargion, perché si capisce il parole è buon, dal cargion che lavora per lui. Il cargion, diceva Balan, senza scarpis né cavan, mal vestito e allora, mal vestito e plen di fred, plen di fame e plen di sed, assia molta compassione, su finita la stagione. Si ho caletto, lì vicino, in che fred così chiamì, ai dis, Tony, ven qua, che stivai ti vuoi donare? Dal stupore e dal piacere, grazie tante si ride. E come usa il buon garzon, io a faziote al suo paron. Presta allora il Varlan, ai occhiai da diman, e volta così ai dis, che sculi son di vernis, ma se l'uscio. A non ti sta, che ste robe di portà, e tant lui, col tuo ben ros, va salvati dal calios. Passi il muro, che il tuo paron, che te metti un chiantone. Allora, hai l'invidia, no, dal padrone, anche chi scargione a lei cavacchiase, questi vai che gli ha regalato, insomma, vicini di chiesa, perché l'uvioso senza scarpe, senza nuie, allora il padrone ha detto, no, ma se l'uscio per te, che sei stivai di vernice, la mia cacca io tengo di bande. E a Saliacum Serafin, che aliato lì vicino, un par di scarpe sordinerai e pacchetti paierai. Mi prometto che invece di stivali di lusso che sameavi di lusso, la farà fare da chiariare un par di scarpe. Una volta non si deve a comprare la scarpa se poteva, ma la facevi in chiariare, la facevi tra loro laboratori, tra la loro botteghe. E perché ti paierai? Allora c'è facile di cartone del qui. Sì, signor, cubotti estrente. Luisa Vior, che mi covente, a benché crudel sentence, ne rimette sua clemenze. Ah, fa il poeta, no? Tu metti la clemenze dal paron, e allora lì non va bene la storia, faceva farsi il poeta. Ah, puer frut, c'è brutta fare. Serafin il chialiar non la scarpis ne stivai, e lui pur di fretta al vai, da perché il signor Barlan, se al vai su indoman, lui per certo non si scompone, se al favelle all'albaston. Allora, era stato indianato, questo giovane cargione, era stato indianato perché che la chiariare non la di scarpe, se di lui, perché i bottini potevano fare di scarpe. E allora, così lo ha inganato, il cargione è stato inganato dal parone. E se a proteste, disse il poeta, ha detto fuori il bastone, quindi anche gli dà del ponte. E fissati che spessir, via di strada ancora in giro, per contrade da spagnolo, a si imbatto un strazzarolo. E tanto sei chiatato, o vuoi darsi un buon macchiato, un buon par di miei stivali, perché io vendis e io darai. Che cosa svegli? Un chiattone. E sono a chiase. Va bene, non. Voi di strada e un'ora dopo ti ritorno in strazzarolo in con sé un via crusone, senza essere il crusone. Il crusone aveva le monete, diciamo, le monete che ha basone incidude una croce. E c'è che la le scherzi che fa il gargione al paron, cioè il chiappe stivai, che il paron aveva tutto un piantone, e io vento a stracciarolo. E io vento a stracciarolo appunto per un crusone. E al dis, c'è figuri, signor Barlan, che si clama curtigian. Lascia il frutto con fame e freddo e lui col vino farà via la sede. Quindi
è una protesta anche sociale. Varlan, il paron, che ha detto all'osteria che ha spinto i vesi e manda via la sete, no? Anzi, tante sete probabilmente, e che sgargiò che non la nuie neanche di mettere i piedi. E quindi la memoria, disse il poeta, la memoria sarà eterna che seppur con la lanterna le sator il suo calzon tacchiatà un pie sparon. Non potrà mai chi sgarzon chiatà un pie sparon di chi sbarlà. E allora io disse che si fa il ritratto di un buon paron dal titolo, però un buon paron non è. Allora c'è che la lingua furlana si presta bene, alle proprie che fa anche queste ironie che vengono fuori appunto le osterie, che vengono fuori dal modo di essi insieme di discorri e di Biodilain c'è non che vive e c'è non che si combatte. Voglio dire un altro personaggio, il dottore. Il dottore è un altro personaggio classico della ironia furlana. Perché? Perché alle che calcolo di Savedù, alle che calcolo di essi persone di che altri, e allora si presente anche dall'osterie con tutte queste sapienze che parte con sé. Se ti vuoi sapere chi sono, diceva un di Vencion, mezzo matematico, guardami chi pratico. E così, signor Spiridion, a subire le imitazioni, dopo l'anno 40 volte, è diventato giovane come dottore. Curatore per Sostaris, la che va dottor Peris, e che è andato di che il più buono, si è fatto un nome nome. E di questo, ecco le prove. Una volta in quattro ignore, dalle snuf, l'antatis di elegnotti paradisi. Desvantatis di bonton, si chiudevi su portone. Sempre salvo il suo onore, raccontassi fra di loro. Spiridion al passo in frette, slisignanti in tesacchette. Sintaridi e bacanà, e senz'altro sta a pensare. Con gran stizze lui si avanza, e se questa è la creanza di pensarmi me pal nas. Infatti, ecco, c'è molto che l'ironia popolare, no? Queste santati, se li capi un po' al nas, perché lui si costruisce c'è, e allora lui si ferma lì, tutto rabbioso, e dice, se questo è il modo di fare, che sono un dottore. Crestosati se simioti su disa che giovani. A momento due colpotis, ma contento un servitore di tutto questo spettatore, intussata venga basso, provenuti dai patas. Allora era un pasore, una persona normale, un servitore, insomma, non era un dottore. Assim, queste robe che lui al disa, queste santate, allora voi di venire e di dare un pataf, no? Il pataf è lo schiaffo di italiano. A chi disto di dar votis? E chi sono che si semiotis? Dimmi un poco, mascalzoni, se hanno torto pur ragione. Non me sto via, capio, non sapete chi sono io. Ma c'è, a un certo punto io almeno il Veneto di Udine. Ma c'è che a Udine non si rivelava Furlan, si rivelava questa specie di Veneto che un po' strani, così, perché non era proprio del veneziano e neanche in furlano. Allora, mi dice il Tom, mi dice, ma qui ti è chiodvie imbecille, mi dice al dottore. Tu sai messo un campanile, non altri dopo date be, tutte razze di canale, dove butti gran onore, di chialare un tanto loro. E Spiridion, che saresti il dottore, zitto, Bardassis, rispettate la mia persona, quando passa palandrone. E vubulo che se vuoi, vieni qua, che col bastone vi spaccherò la testa e vi servirò la testa. Perché non solo alle, diciamo, così chiappato dal suo ego, dalla sua grande coscienza di sé, diciamo così, ma anche violento. E allora ci viene fuori che
che calere YouTube di Pazola, adesso tutto chi, e dà una buon scapellotto, il poeta. E partiare lo di stile, il pastore che ho fundi man, e io botti stanco un piano, e da spoda in bella tu, via, da cui che l'ha avuta lui. E quentiare sospiribion, con che straccio di lezione, tanta frase di palpà, dopo un piacere si treccia. Ma non puoi chiatarti a piedi, tanta frase non sei che. Ma al fine diventa i pis, per pulsanti in te sottis. Ma non nulla è entrata al chiaro, faccia proprio come un tra. Ma oddio, che lei c'è casa, alle sporti sanguinari, ed ecco il giovane doc, in una le ridotto. Parla da Occhi di Bencion, lo ha battuto un suo bastone. Ecco, quindi queste ironie anche nei confronti di che si danno arie di intellettuali, di studiati. Ma non solo, anche la figure dal Paron, dal dottore, ma Belén va anche a toccare che erano un po' las animatrices de las serades di città. La seduta in Pastanà, con la gambe lì, sono obbligate società a cercare che snucciano. Cioè i domandi, per lei anche di una certa categoria di femmine. Di Taresia e Iacumine, cortesani di città, robe giovani, robe fine, che urgano di libertà. Io non stei, avessi ragione, ma non cor favoridons, o codesti fa in squindon, masculino son minchions. Fine san di Zadok Mes, che se sta di Savincia, con due cons e il vero marchese, a Vignese e poi in là. Perché che scrive in contà che aveva fatto la vita con signor se marchese, con cons e marchese, a Vignesi e anche a Puglià. E non a Padua né a Vignesi, a chiattare questi parini. Non è vero che le Taresie, io dismo fuori del dì. E si pare al Vadisin, onde aveva un concorso maggiore, fa la strada e Culain, che di Udisse si flore. Ma non solo. Disin ha fatto queste vite disordinate a Vignesi e anche di là, ma anche non pare al Vadisin che sono i flor della città di Udi. Quindi lui al critiche affronta anche il genitore della cosa. Fossi lunga la giornata al dis, stai in turbe con la roia, tutti stosi in gran parate a cui passa da solo. E non vuoi che da farai fantati miei, e tu chiesti quando il bin, che a paese vesco la palotte, ti conti che il contin per sconfare queste dote. Ogni sera in carnevale, col marchese e col contin, per sparare bene o male dalla sala di Manin. Allora era una sala di bal in via Manin a Udine. E lì arrivi a ballare, insomma, con queste femmine un po' griseres e con i cons, così, con che si crudeli di essi nobili. Viaggi stretto dopo Gustà, stessi spiete sull'androne e vai a camminare con le quattro di Clemone. E tu ci ridi in frutti miei. E non volessi sì che es, lasci fuori incisica che fa sempre fra i cantoni e tanti suoi dons su due punti fevelà. Tanto dis, senza riguardo, che di band a non si slocchie, perdonai se tantardis, se il mio di su vis ustocchie. Siari i libri e la finisco. Queste critiche affronta a queste giovani che si danno un po' così alla vita lisea. E un altro modo di rivolgersi dal poeta non è dove ai personaggi, no? Quindi dal dottore, al Paron, al Salvador, alle dos fantacines, ma anche alla Comari. La Comari è la femmine madure, è la femmine di chiase, che acclamis per i battesimi, per le scolassi, quindi
è la femmina da padrino, diciamo così, no? La comare è la madrina. E allora avete capito il nome comari per fevelà di una femmine a forma dura. Allora, che dice alla comari? Signore comari, che conosceis, da qual templace in tutti i mesi, e compide qui galanz, quanto scufe qui sul dai granz. Da gran timpe in città, quanta salucialità, si consola a fa baracchis e finire con gli spacchi. E capzione da fabbricare, stenti in rivale a contentare, biele, rossute, di ben gusto, tu savesco, dice lui, quanto che sole, senza marì, mette ogni ora un vestito, e una tutti sfalettini, il suo vestito, quanto così. Un di Parigi venuto a queste, aveva uno io con la queste, e subito che lui fuori smontato, a fa correre come un danaro, senza bisogno di domandare, in tutte galle per esplorare, e sotto al di signore madame, che già in maggiore di curla ame, da sande, in don senza rifiuto. Io non sai, se calpare tu, così ogni sera, figli e signor, va a chiattare qualche gagliotto. Lui ti fantasma, basta con me, davanti all'opera e anche al caffè. Anche chi, per esempio, a Udin, faceva vedere spesso le opere. E dopo la società, anche la guida società di Udin, aveva il caffè, non aveva l'osteria. E quindi sono queste femmine che lui ha pitture, no? E una è anche queste di facili costumi, si dice, no? E quindi la gioventù, i giovani se la frequenti, non vanno via all'opera né al caffè, ma vanno a frequentare lì. Sulla partenza, infatti, in Kings, è un plan da borse di Vieze Kings. L'anvia di là, di Zin, da Bon, tutti d'accordo che è un grandone. Une compagne si hanno si dà, quindi os teatros non ce fa. Teatro, no? Perché dal docente a Udin a studiare in teatro, sta in teatro, quindi anche io teatro. E quindi io non è una di che frequenti in teatro, quindi un intellettuale. E io concludo, fin da che spon, che è conosciuta da tutto il mondo. In ciò confronto io ne scovace tutte vignese con la sua place. Signore madame, si tieni buono e san là che sta senza iscrizione. E allora è chiaro che avevi capito il mistero di queste femmine, no? Che a distrae appunto le persone di che è la vita cittadina, dal caffè, dalle opere, di tutto l'insieme di che è la vita diciamo, dall'elite, da cittadina, che poteva permettersi ovviamente, no? E un'altra poesia è sempre diciamo, ironiche, è questa qui, che a favele dal madrac e dal carbone. Si dice il madrac è un sarpin e anche il carbone sono tipi di sarpini che no, quando fanno dal mare, ma io si chiamavano le volte in campagna, no? Ma, cosa io? C'è gran confusione. Tutti quanti parevano diventati matti. Il almonacco è stato sclamato. Su queste bonde, dice di. Infine sul Times lo hanno detto lunedì, ma a Londra non basta che in vie telegrafiche la grande notizia gliela anche in Africa. E se presta i fede si fosse ottome, da Londra all'Africa gliela anche a Roma. Sentivi, fin di che di capra da mani, con tutte le terne dal bosco operani, unispa fa comunque un basambiele, lo s'andà da Battarelle. A San Denele a Pucciui, e a ridù che mai più. Infatti l'estate un bordel generale e Tony Carnier dur come un palo, con che visione calate sui cernieri, a lui è contento con tanti sorelli, sottocossa il calave che i quattro fagioli che sempre da casa stevano a lui. E ciò non bevessi bistrate aghe macce, col voli assisteve anche alla gobeacce. Scusate, Fulans, se son questo mi piace, ma il resto da contaus ai voi cambiare. Allora, un'altra abitudine del poeta di ostarie è proprio che di rivolgersi
ai furlans, no? Di no, di avere un interlocutore. L'interlocutore in che casa chi è il furlan in genere, i furlans, no? E allora la voce di contare c'è che l'ha veduta e che l'ha fatta tanti schiassi un po' per mondo. Tra il sì e il no, alle no e le. Due quanti fosse parte correvi a vedere, in circa mezz'ora sono nati in di due quanti tubanti tra il no e il sì, e piccoli e grandi di ogni età, fantatis, incintis e freschi di par, e gli accondimieci a giure per giure, che mostra le che tutti in misure. Allora, a me che se vi fuori un mostro dalla parte di Pradamani, a Udin dalla parte di Pradamani, e c'è mostruismo, sarà una dracca, sarà un carbone, si domanda il poeta. Un altro sdavasse di Bocco Signan e mostra curdè, tale proprio là, vidin dal gran ridi, io dei ci sbavasse, nel mentre che un'altra da uno strapasse. Leandro con muse di verbo fragare al dis, ne un castigo di domene Dio, Zanetto al dis, ma va, e vuotaiade, che rivede fuesse monte mieste strade. E a George Falfatore di Tite Camiel, che chiar da un gran come ubbidieri. E tutti poi da più scaltre di Saturnine, che le scampar dalla monchiamine. Allora, tutti a fasi, sono che chi sono i personaggi dello starie, che fasi una ipotesi su chi si mostra, che deve venire fuori parte di davanti. E allora lui aiuta anche, no? Secondo la loro opinione. E Tomás e degli altri, che muoiono di Tom, riescono a dare fuori le loro opinioni. Calvevi che il mostro senza andare infinito, ma c'è cambio d'uso la coda che le gris. Allora, no, l'ipotesi tra tante stupidaggini che vengono fuori, anche che se calvevi 60 anni, perché che se la coda il mostro sarebbe al vario gris. Ma de fuesse al chiam de bene, va vedere due sono in pene, e non si va c'è, nessuno al disunetto. Fu di Pusquel alle un silenzio perfetto. Ma oddio, con che stiale torne chiale, non puoi resistere tu la guarda gale. In tutte per tutte, sino all'eccesso, e vive il gran secolo che si dice dal progresso. Allora, nonostante, dice il poeta, che ti sei innocente da considerare il secolo dal progresso, dice, Belen, il poeta, nonostante se chi accorde qualsiasi roba, cioè a lei anche un po' il processo, che le vuoi anche, no? Qualsiasi roba che ti conti, anche di tu magari sui media, sui vari mezzi di comunicazione, a tu credi a qualsiasi roba a ti vieni dite. E allora al dis, e vive il gran secolo, si dice al progresso, e che i dottori che hanno giudicato, che per 60 anni lo hanno il team prezioso perduto tanti danni. E tornano a casa con un altro importante, senza vedere né buono né malvagio. E allora se torna a chiappare con i dottori, che sanno masse, no? Che sono lì, sta a sapere di team, che hanno fatto tante ipotesi, e dopo tornano in casa senza vedere neanche un matracche, neanche un carbone, neanche un piccolo salpiti. Ah, pure il dottor, dice, il chiaffo sta sac, ma non perché si in parte, o si sa l'eccesso, e vive il gran secolo, si dice al progresso. La conclusione, continua il poeta, di che mesi scorsi, è che alle spalle si chiama su di Nes, in grazia di che, va 2 o 3 mesi, e Tony Chiarnieri e la Goveacchies, con bene in chiappare, vivevano avanti. Cioè, dallo starie, e hanno cominciato a contarsi per queste storie dal mostro, e così hanno fatto i base, perché ogni volta che avevi qualche dunque dello starie, contavi attraverso dal mostro. Allora, da lì ecco, c'è anche si procurava anche un po' la storia, no? Che i poetas di ostarie, perché venivi la occasione di queste mostre, di queste idee che ogni tanto facevano muovere anche la società cittadina, perché tutti avevano da uno, no? Questi modi di pensare, no? Che avevano un po' di pensare, un po' capaci di una sudditanza anche di queste inche che deve di sapere tutto,
e di sapere a lungo anche, no? Di non umiliarsi a riconoscere le proprie, i propri limiti, ecco, diciamo così. E per cui, ecco, che la è una limitazione anche che noi abbiamo in Furlan, perché veramente saresti anche noi di avere così un'attenzione a queste notizie che non vengono false, no? Che come per esempio in occasione di queste pandemie, no? Troppe persone non lo scontino per dire, no? C'è che veramente sicuramente sono tante robe anche che non ho capito esattamente se sono verità o se sono pausie. Per cui, ecco, io credo che queste poesie che vengono dall'ironia, dall'osteria, come te dite, sono anche poesie che hanno un loro senso, che hanno una loro ragione, tra l'altro, no? E levi un'altra come che hanno sconte anche qui di pronostics, no? Di pronostics, sì, alla fine dell'anno, e si rifà un po' a che è la moda, no? Tra le tante storie che hanno sconti, che dalle profezie, che dal proprio di proprio del domani. Strolegare il domani si dice, no? Allora, tese c'è che ha vindicato, c'è che non ha vindicato. Da che le mont, qui che è nasciuto Pitoc, l'ha dovuto insegnarsi a acquistare pane. Qui vivint con l'industria, qui di scrop, e se no da pintor sono molti pane. Cioè, il poeta constate che se si è nato, sia di darsi da fare per città, appunto il modo di vivere e il modo di mantenersi, quindi si ha di lavorare. E dopo un anno intero, scartabellanti autori di astronomie e dalle stelle osservanti gir, un pronostic o scrive in poesie. Ecco, questo è dal pronostic, è sempre un esercizio che abbiamo fatto, anzi, che dice qui, è per Santa Caterina, per esempio, alla filologica, abbiamo fatto il cosiddetto Strolic. Il cosiddetto Strolic che alle erede da Strolic che faceva il Zolut e nos dà, appunto, resti dà, che è il domani, che è la previsione dal domani, secondo la Stellis, secondo che sono le previsioni di cognosci e soprattutto se si va a Ciri, se ci vai a Ciri dal domani, dal futuro, si va a Ciri la serenità, si va a Ciri una roba viene, una roba che sei clare, che sei sempre soddisfacente per se stesso. E allora si comincia, per esempio, a provvedere alla stagione. Per esempio, un po' di queste previsioni. Sarà tardi a venire la primavera, faccio in fretta a tenere in da uno, ma al fin comparirà con biele cere, spandi inverno patevante pandaur, e febo disgraziato affasarà in posti diventare la campagna un paradiso. Ecco, la cultura febo, no? Saresse Apollo, saresse diciamo che dà la primavera, che parte la poesia per primavera, no? Allora dalla primavera si va a richiamare appunto una serenità, una sfioridura che abbiamo fuori, ghiaccio, freddo, come le giornate di UE, invece dà una biele giornata e quindi dà una biele stagione. E non solo la biele stagione, ma la biele stagione anche, per esempio, Fevelante Primavera, il poeta ha anche un leam cui amor, cui rinnovare i sentimenti, che è sempre
un leam relatiare la stagione, il modo di vivere, il modo di essere. Quindi, se vuoi dire, vuol dire che ogni strolic che noi abbiamo dal futuro è un tentativo di vedere il lato migliore dalla nostra vita. E c'è il poeta, se sono 2 anni che tengo la prima in sac, che non fa vele più sui quasi di luna, non è che l'estro antica si distrae, e che appunto come vivremo la luna. Ma hai conosciuto l'astronomia e le scienze con dei gran studi e imparare gran pazienza. Difatti, se dite come buone pas, i tastroli furlan dei pronostici su tempo neanche per caso, quindi deve petare dentro le misure, ma queste misure hanno più la misura che si deve verità. E allora, ecco, faccio che il poeta diventa anche, ed era così dal passato, no? Per chitarra, diventa anche profeta, poeta, cioè è un calviot indenant dal team. È chiaro che ovviamente indenant dal team c'è di non vedi le robe al piede, ma c'è di vediles al mio. E allora noi ci attiamo dalle pubblicazioni che vengono fatte ogni anno in occasione dalla fine dell'anno, ci attiamo sempre qualche note positive, nessun al proprio disgrazie, nessun al proprio robe negative, ma c'è sempre di proviodi dal Friuli, dalla IN, altri positivi, altri bevi a questo strolic, a questo biodi davanti, ti dà una visione positiva. E allora perché questo legato, diciamo così, è venuto fuori anche dal passato. Una volta dal passato si servivano di varie tradizioni per capire che veniva dal futuro. Per esempio, abbiamo per Fefanie la direzione dal fuoco, la direzione dal fumo. E allora abbiamo parlato dal fuoco e dicono salvare una banda alle bombe, se no salvare che altre non le bombe. Ma sono tutte esperienze che hanno diciamo, tante diciamo, fantasie invece che realtà. Perché chiaramente un cale poete ha delle fantasie. E io credo che il popolo furlano, per sue caratteristiche, che vedi anche queste sue fantasie. Queste sue fantasie che però non furono anche a poter stimolate dallo starie. Dallo starie si viaggiano, ma si viaggiano, ormai non si va più dallo starie. Ma una volta spirita le proprie che di da fuori di sé, no? Dalla sua dimensione, che era una dimensione ufficiale, chiamiamola così, una dimensione costringiute anche dagli obblighi sociali, per chiattarsi dallo starie e essi se stessi. Lo starie viene a aiutare a liberarsi di tutti i paludamenti, di tutti i modi di essi fasulos, chiamiamolo così, per diventare se stesse, per mostrare c'è che si è. Tant'è vero che l'amicizia di Ostarie, tante volte, è stata un'amicizia più forte che l'amicizia, non sai, di mistero, dall'amicizia di strade. Per cui ecco c'è che l'Ostarie era dal passato un dei poeti che la incitava a essere sincera e a essere vivute. Proprio perché ecco, questo spirito di Ostarie, che spirito di spontaneità, al devente una roba che diventa tradizione, diventa un modo di socializzare che voi ormai non si chiate più, perché non si chiate più questo, là che si può essi spesso se stessi. Forse sui media, che news, là che uno ammette qualsiasi stupidaggine, ma allora lì dimostra non solo di noi essi se stessi, ma anche di evadi dalla sua conoscenza. Gli antichi dicevano conosci te stesso, gnosi se autonomo,
conosci te stesso prima di conoscere il mondo, perché se tu conosci te stesso, tu conosci anche il mondo che è attorno a te. Ecco, quindi queste visioni poetiche che abbiamo veduto da Osniot, di questo Belen, poeta di Ostarie, poeta di Sin dal Bocen, che aveva tutte le ironie, che aveva anche la critica nei confronti dei costumi del Sotin, dei costumi fasullos dei Sotin, no? Perché avevano a volte una dignità, come robe che erano tutte improbabili, tutte non fondate sulla realtà. Ecco, questo è un modo per presentarsi e per essere, una volta per tutte, anche sinceri, di che la propria personalità ha bisogno proprio di verità, che ha bisogno di essere esplicate serenamente, seriamente, anche fuori da ostarie, non dovete ostarie, ma noi sì, due ostarie, bisogna anche fuori di che sono i mezzi di comunicazione, che sono le forme di revelarsi, che non sono più che dirette, e sono che proprio capaci attraverso questi strumenti, come anche per farci per via di queste pandemie, ma anche, così, per avere abitudine di non lui il modo di revelarsi, di chiatarsi e di condividere momenti positivi. Un saluto e mandi a tutti e alla prossima settimana. Mandi.